Siamo nella prestigiosa sede della Camera di Commercio di Venezia Delta Lagunare a Venezia, in centro storico, per la giornata di premiazione della seconda edizione del premio Rolando Segalin, il premio dedicato dal figlio Luca al grande Kaeger, che è stato un maestro della calzatura qui a Venezia. Hanno partecipato al concorso che quest'anno è diventato regionale con la collaborazione di Confragionato Imprese Veneto 30 aziende e artigiani giovani con meno di 45 anni, 2 sono stati scartati perché non avevano le condizioni e le caratteristiche da bando e sono rimasti in 28 oggetti straordinari. Si va dalla moto alle calzature, borse, giacche, oggetti in vetro, in ceramica, tavoli, vestiti, veramente è arrivato di tutto. Sono giovani makers che utilizzano le tecniche tradizionali ma anche innovatori, che usano il CAD/CAM, che usano il computer, e la commissione che ha dovuto giudicare questi oggetti ha avuto grande difficoltà a scegliere. Oggi si saprà chi è il vincitore e a chi andranno le 2 menzioni speciali della giuria. Allora il premio Segalin 2016 viene assegnato alla Fab Lab Venezia SRL. Allora, oggi siete stati premiati con il primo premio di questo premio dedicato a Rolando Segalin, con un prodotto che vi lega all'artigianato, ma in realtà voi siete dei makers, cioè questi nuovi artigiani che usano le tecnologie digitali, il computer. Sì, siamo in realtà degli artigiani digitali, cioè utilizziamo delle tecniche digitali per poi fare qualcosa di effettivamente artigianale e insomma lavorando anche con le mani e con la post produzione. Si parte dal disegno e quello che abbiamo realizzato è un laboratorio aperto a tutti, quindi anche ad altri artigiani che possono venire a utilizzare le nostre tecnologie e i nostri servizi. Il tavolo che avete realizzato è modulare, è incredibile, ognuno può sceglierselo, quindi in realtà è su misura. Sì, siamo partiti dal concetto, dalle opportunità fornite dal design generativo che, diciamo, partendo da un algoritmo, una persona può, parametrizzando alcuni valori tipo l'ingombro massimo, il numero delle gambe e quant'altro, crearsi in tempo reale il proprio tavolo, quindi è una cosa effettivamente molto innovativa che continueremo a spingere nel nostro laboratorio. Ma vi sentite più Steve Jobs o Rolando Segalin? Ci sentiamo più Rolando Segalin, assolutamente. Al secondo posto si è classificato il signor Bovo. Invece che con un'opera in realtà fatta come argentiere, voi lavorate nel tema dell'argenteria, dell'oreficeria, avete partecipato con un restauro. Sì, è stato un viaggio durato 1 anno e mezzo. Abbiamo restaurato un crocefisso processionale bifacciale in argento del 700 con la supervisione della Sovrintendenza dei Beni Culturali. È stato un lavoro molto lungo che ha richiesto molta pazienza, abbiamo superato numerose difficoltà tecniche, però alla fine è ritornato agli antichi splendori. Ma è più difficile restaurare e quindi lavorare su un'opera già esistente e sistemarla, o inventarsi un oggetto che vada a piacere alle persone e quindi vada venduto? Credo che il restauro ha una responsabilità in più, nel senso che c'è sempre il rischio di rovinare un pezzo antico e quando l'hai rovinato l'hai perso, mentre un oggetto nuovo lo puoi ricostruire, quindi questa è una responsabilità in più. E il ruolo del restauro in questo patrimonio immenso che l'Italia ha vede l'artigianato comunque come un valore aggiunto non solo per i restauratori ma anche per chi poi opera in certi mestieri, che come voi siete stati in qualche modo prestati alla manutenzione, diciamo così. Allora sì, mi rendo conto, anzi mi sono reso conto alcuni anni fa in un viaggio in Cina che ho fatto, mi trovavo a visitare una pagoda ed era in restauro. E cosa ho visto? Ho visto che praticamente per loro il concetto di restauro è togliere via i pezzi e rimetterli nuovi. Io sono rimasto scioccato e da lì ho capito il valore del nostro lavoro, delle nostre competenze, perché noi non è che togliamo e mettiamo nuovo, noi conserviamo e risistemiamo e basta. E quindi c'è una bella differenza.
è la ditta Unisve SRL. Avete ricevuto anche voi una menzione speciale da parte della giuria del premio Rolando Singolini di quest'anno con un'attività che è artigianale, sì, però non avete fatto una vera opera, è un restauro di una chiesa che è durato molto e che ha visto impegnate diverse tipologie di lavori. Sì, indubbiamente come un qualsiasi, come dire, tesoro artistico come una chiesa che ha tantissime superfici e quindi tantissime, ha bisogno, come ha detto lei, di tantissimo know-how, di esperienze diverse, di formazioni diverse. Però come Unisve SRL noi abbiamo sempre cercato di come dire, valorizzare e penso che questo sia stato, come dire, la cosa che è stata valutata positivamente, il fatto di aver ripreso il più possibile le tecniche tradizionali per, come dire, poi restituire questo bene, quindi perché il restauro è comunque collegato a quello che è, come dire, la tecnica esecutiva del passato. Non conoscere le tecniche del passato significa non sapere restaurare, secondo me, con cognizione di causa. E all'epoca loro erano dei grandi artigiani. Il restauro che si crea adesso è riprendere le loro tecniche, conoscerle e darle, come dire, una nuova lettura, una nuova restituzione. In tutte le cose che avete dovuto prendere mano, qual è stato quello che vi ha creato più difficoltà? Allora, c'è stata una grossa difficoltà nel determinare, soprattutto nella navata centrale, quali fossero, perché il soffitto presentava diverse tipologie di intonaco, perché questa chiesa è stata manutenata tantissime volte nel corso degli anni. Riuscire a riconoscere quali fossero, come dire, gli intonaci che dovevano essere preservati, la struttura che doveva essere, quindi capire qual era l'intervento che andava a manomettere il meno possibile la struttura e poi dare una restituzione e decidere qual era l'intonaco che andava ad integrarsi, è stato un percorso all'interno di quella che è stata, diciamo, anche perché ha avuto bisogno di un dialogo anche sia con la sovrintendenza che anche con la committenza e quindi anche con la storia stessa della chiesa.